Pronti? 1, 2, 3. Questa volta buono il segnale con Certezza Grim che va a condurre nei confronti di Contento Joe, come era successo nella prima batteria, anche se la partenza era con la macchina, ora con i nastri. Certezza Grim va via sul ritmo, Contento Joe in seconda posizione, poi dovrebbe essere Spirit Robbie. I primi 200 se ne vanno in 15,8 con Certezza Grim che conduce. Seconda posizione per Contento Joe, terza per Spirit Robbie, all'esterno invece è rimasto Chanel DVS che è costretto al largo, mentre Zemellino precede Venusia Jet e gli altri, con Barnaba Baba che precede Zeno del Ronco fra gli estremi penalizzati. Ci sono ancora una quarantina di metri tra la testa e la coda, se ne vanno i primi 600 nell'ordine del 46. Ritmo quindi scandito da Certezza Grim che al comando se la gioca nuovamente dopo anche aver tentato in batteria di vincere il proprio hit, perdendo solo sul palo da Contento Joe che ha ancora in schiena Spirit Robbie in terza posizione, e dalle retrovie a questo punto cominciano a farsi luce Barnaba Baba e Zeno del Ronco. Intanto se n'è andato un primo chilometro in 1:17,3, secondo passaggio davanti alle tribune, Certezza Grim in vantaggio, Contento Joe in scia, terza posizione per Spirit Robbie, avanza ora con decisione anche Castiglione, ma è in terza ruota, è compito davvero duro, anticipata da Zemellino. Più indietro Zeno del Ronco e Barnaba Baba. Intanto siamo a poco più di 500 dal palo con in vantaggio Certezza Grim su Contento Joe. Tappato Certezza Grim, Contento Joe rimane in seconda posizione, ora si avvicina, mentre dalle retrovie c'è la progressione di Barnaba Baba. L'attacco di Contento Joe in anticipo su Barnaba Baba, Certezza Grim entra ancora in vantaggio addirittura d'arrivo, ci prova Contento Joe, ultimi 150 metri di gara con Contento Joe che insiste, va all'attacco, supera Certezza Grim, deve vedersela con il finale di Venusia Jet sul traguardo, vince ancora Contento Joe nei confronti di una sorprendente Venusia Jet che fa su il secondo posto. La vittoria però non sfugge a Contento Joe, Matteo Zaccherini, che vince questo trofeo Croce Rossa Italiana 2024. Rivedete le battute conclusive. Contento Joe che salva ancora una mezza lunghezza di margine sul palo dal fondo di Venusia Jet che finisce fortissimo, mentre per Barnaba Baba arriva il terzo posto. Più di così non poteva fare, probabilmente andatura selettiva quella imposta dalla Certezza Grim che ha retto fino ai 120 metri finali, poi ha alzato bandiera bianca, vedete. Certezza Grim che nel finale può essere soltanto quarta, correndo comunque su livelli sicuramente dignitosi. La vittoria invece per Contento Joe, Matteo Zaccherini, il training di Mattia Ricci per conto della scuderia Limitless. Vincitore dunque Matteo Zaccherini, Contento Joe, Mattia Ricci del Trofeo Croce Rossa Italiana 2024.